Fermo, l'hai preso e beccato. Ma qualcosa di grosso. Sì. Sì. Amici, Provato? guardate qui, guardate. Oh. Che bella, porca miseria. Eccola qua. Mettiamo qua. No. Adesso l'ho vista. No. La vedi? La vedo da Io la indico. Ragazzi, un buono da 1 lira. Si è rotto il point. Quanti amici follower, ma soprattutto amici, e ringraziamo di cuore tutti gli amici che si sono iscritti, perché abbiamo avuto un boom di iscrizioni. Allora grazie e continuate a iscrivervi, mi raccomando, dobbiamo arrivare tutti insieme ai 1000 iscritti. Oggi nuova puntatona, arrivati qua su un'altra nuova terra, perché la terra dà sempre buoni frutti. Perfetto. Diciamo la verità, perché noi piantiamo le monetine e dopo loro crescono. Noi gli diamo un po' d'acqua ogni giorno, una goccina d'acqua, e le monetine crescono. E quindi andiamo a vedere cosa oggi ci dà il terreno. Bravissimo. No, dà un segnale, ma sembra ferro. Fermo, l'hai preso e beccato. Ma qualcosa di grosso. Sì. Sì. Niente, un bel pezzettone di ferro. Mi raccomando, sempre chiudete le buche come facciamo noi, vedete? Una volta che l'abbiamo fatta si prende e si chiude. E buttiamo via le immondizie. Questo buttiamo via le immondizie, esatto. E tirato fuori. Bella. Cos'è? Questo qua è un pezzo di... Sembra un cucchiaio. Un cucchiaio. Vero? Sì, sì. Vecchio. Sì. Questo qua è un pezzo di cucchiaio. Sì. Il rame, giusto? Sì. Dal colore così sì. Il rame. Sembra rame. Sì. Sì. Vai. Ma si comincia. Si comincia. E chi comincia è a metà dell'opera. Eccolo. Questo qua. Oh, sembra. Prova a aprire. Sembra un pomello, no? No. Hai spazzolino? Sì, perché stavolta si è preso il spazzolino. Amici, lavato i denti ieri sera. Abbiamo lo spazzolino. Abbiamo lo spazzolino. Mano così. Forse cos'è? Forse fare un tappo cieco di un termosifone, da pulire. Ripuliamo se è interessante e ve lo facciamo vedere, ovviamente. Amici, provato? Guardate qui, guardate. Oh. Forse un piombo ha un numero 2732, che sia un segno del destino, che siano i 2732 follower che ci iscriveranno al nostro canale, lo scopriremo. Però vedete, ha anche dietro una sigla. Questo è un piombo, daremo un'occhiatina di che tipo di piombo si tratta, però carino. È San Gimignano. Meglio fare così. La vedo. La inquadri? La vedi? Sì. Monetozza. Ma che bella, porca miseria. Eccola qua. Mettiamo qua. Eccoli qua. Abbiamo dato una ripulita. 20 centesimi del Regno d'Italia. Della corona 1894, può essere? Vedi, Bello, stavolta con gli strumenti appresso ma questa è meglio. Vedi? C'è anche la scatoletta. Oggi abbiamo anche con noi la scatoletta dove metteremo le cose più importanti. Poi cercheremo il piombino. Eccolo qua. Il piombino per vedere. E via. Un 20. Un 20 non male. Sì, un 20 di solito è monetina. Eccola qui. Sì. Tirato fuori. Come per magia. Eccolo qui. Ho detto io che senti un rumore. Quello è un bottone a occhio e crocchie. Vero? Sì, un bottone, sì. Un bottone militare. Poi andiamo a ripulirlo, vediamo se c'è qualcosa. Vedete qua la soletta rotta. Un bottone vecchio. Tolto via. Che suono strano. Un po' sporco. Boh, vediamo. Che numero dava? No, 12, ma un po' sporco.
No. Adesso l'ho vista. No. No, la si riuscite a vede? vedere voi? La indico con il dito, si vede? Aspetta, penso che Riesci a vederla? Sì, sì. Riesci? No. Ragazzi, guardate che roba. Come dice il nostro amico, diciamo Nuanda, amico che fa anche lui delle ricerche giù in Romagna. Un colpaccia! Un crocifisso, ragazzi. No, beh. Aspetta che prendo il coso. Sì, vai. No. Spazzolatina. Ecco qui. Ragazzi, guardate che roba. Si vede? Sì, Lo vedete? Sì, sì. Guarda che roba. È rotto qua, purtroppo, un po' rotto. Da entrambi i lati. Ma che roba. Che ritrovamento, ragazzi. Questo qua è da ripulire per bene. Questo lo dopo ripuliamo e poi lo usare. facciamo vedere, sì, negli oggetti ripuliti. Ma se riusciamo a darci anche un'età, una data, magari Non sarebbe se, male. se ci date una mano come l'altra volta Sì. di capire un attimo di che epoca si tratta. Ma crocifisso, ragazzi, prima volta. Oh. Si vede bene. Colpaccio! Ma sembrerebbe... 18. Oh, guardate, guardate, tiriamo su in diretta. Guardate, sapete cos'è questa? Attenzione, una fibbia. Ancora con il suo gancetto. Bella, Bella. fibbia militare, favolosa. Fibbia Bella, militare, bella. bella ragazzi, questa è bella, bellissima, ancora col suo fermaglietto attaccato. Fibbia militare, credo seconda guerra mondiale. Casomai se sapete qualcosa, qualche informazione, ce lo scrivete come sempre nei commenti sotto. sotto e scriveteci numerosi, come fate già, che a noi fa piacere rispondervi. Questo cos'è? Non so. Non ha il buco, vedi? No, pare quasi un proiettile. Forse quello potrebbe essere un pezzo di proiettile come quello che avevamo trovato. Ah, sì, può essere. Vabbè, ascolta, io provo a pulirlo poi Sì, a casa. Sì, infatti, secondo me E potrebbe vediamo essere un cos'è. proiettile. Qua abbiamo un segnale. Eccolo là. Qua. Sì. Un piombo, sembra un piombo. Prova a tirarlo su. No, No, questo non è un piombo. quella è una palla da moschetto. Questa qua. Questa, ragazzi, è una palla Ci da applico un attimo. moschetto. Sì. Abbiamo lo spazzolino. No, ma è più comodo così. È Più più comodo nei è miei più pantaloni. bello pulirlo sui pantaloni. Sì, poi mia moglie la sente poi. Sì. No, ma sì, è più comodo. Questa è una palla di moschetto. Bella, Bella. cavolo. La dateremo anche questa qua perché penso 1700, penso più o meno. Sì, Adesso non può so. essere, sì, sì. Oh, socio. La vedi? La vedo da qua, la vedo da Io qua. la indico. Ciao monetozza. Guardate Bella. ragazzi, guardate, speriamo non sia un liscione. Speriamo, aspetta, Allora, diamo una dai, pulita. dai, una ripulitina. Vai. Adesso cambio anche la telecamera e Via, così la via. pulisci. Allora, questi gli ho dato una piccola ripulita, ok, con lo spazzolino. Questi sono, eccoli qua, 5 centesimi di Vittorio Emanuele. Vedete? Vittorio. Questa è la testa di Vittorio. Andremo a ripulirle, queste qua. Dovrebbero venire, qualcosina dovrebbe venire bene. Però sono un po' rovinate, specialmente da questa parte di qua. Peccato perché è una bella moneta, 1800 credo 61. Ecco qua, sì. Vittorio Emanuele II dovrebbe essere, se non sbaglio. Però vedi che rumore blu 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 blu. Sì, che brutto rumore. Ce l'abbiamo già perso. L'ho perso? Qua. Veila. No. Moneta. Ragazzi, un buono da 1 lira. Italia del 1922. Io non ho mai visto una roba del genere. Tienila così che vado a vedere un attimo su internet. Buono 1922. No, cavolo, è un buono da 1 lira del 1922 di Vittorio Emanuele III, Regno d'Italia. Guarda che roba, socio. Guarda. Cosa potrebbe essere? Cosa sarà? Un filtro. No. Sì, soliti tipo chiodino, sì, ma niente di che. Cosa troviamo? Che poi secondo noi ci ributtano anche. Sì, sì, secondo Socio, me sì. ci ributtano perché state cercando e vi buttiamo i pezzettini così diventate matti. Senti sonillo di quella monetina piccolina piccolina. La prendo? Prendila. Eccola qua. Cosa sarà mai? Ah, no. Una votiva. Una votiva. Con la picagnolo. Porca picagnolo. ciuffola. Eccola qua, guarda. Bella. Spazzolino. Allora ragazzi, sto spazzolando per vedere un attimo.
di fare pulizia. Guardate che votiva. Ragazzi, guardate che roba. La picagnolo, sì. la picagnolo. Guarda che roba. Bella, bella ragazzi, la puliremo e poi vi sappiamo dire. Qua non si vede tantissimo cos'è, però ha delle scritte, vedete qua. Ragazzi, come si dice? Colpacetto! Colpacetto! Amici, ma soprattutto Amici, che ci seguite nel nostro canale YouTube dan.nick, iscrivetevi che dobbiamo arrivare insieme a 1000 iscritti. ci manca poco, dai, siamo a metà, a voi non costa nulla, a noi invece è molto 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 importante. Il sole se ne sta andando come noi d'altronde e ora vi faremo vedere le chicche di oggi, le chicchette. Il piombetto col numero di followers 2732, dai. La fibbietta militare, buono stato, i 20 centesimi, vedete, belli anche questi qua. Un buono, anzi, del tesoro. Un buono, bella monetona trovata, ora è una roba grande. Poi abbiamo trovato Sua Santità, perché abbiamo trovato una votiva, sì, e un crocifisso favoloso, favoloso, e 5 centesimi, che dopo puliremo, di Vittorio Emanuele. E più È il pallino da schioppo, sì. Sembra più epoca napoleonica, poi vedremo. Ragazzi, con questo bel colpo di oggi di 3 orette di spazzolata vi salutiamo. ci vediamo domenica prossima sempre su YouTube alle ore 13:30. ok, ciao.